Saluti a tutti, buon saluto con su coro e poi questa bella gente di Sardegna. Io sono Valentina Pulina, anzi come lo narro in italiano, Valentina Pulina, ma Valentina proite in piaghe in noi sonacchida, gainarana, chi è Valentina e Valentina. Io sonacchida in piaghe, poi però ho passato qualche anno in piaghe, poi sono andata sono tornata a Domo, in Calzedo, in città, proite babbo e mamma viviano in Calzedo, babbo lavorava ed io ho fatto tutte le scuole in Calzedo, ho poi studiato fino all'università. Mi sono laureata in letteratura e poi, siccome è tanto non difficile come te ho cominciato subito a insegnare. Quindi sono andata, ho insegnato, quindi ho fatto la scuola presso Pizzino de San Medias. In su mentre mi sono a lavoro con Ioada e sono andata a vivere in un'altra città vicina, noi lontanamente da Castello Quarto, una città non poco particolare. E a papito due figli, uno maschio e una femmina. Dio come vai do su saldo, ma quando sono acida, e quando sono acida, a me è successo un fatto particolare. Io, da minoredda, babbo e mamma, siccome avevano problemi in città, quindi mi hanno mandato d'ora a vivere in piaghe. Ed io ho passato, anni che hanno via proprio minoredda, fino a 15 anni, con nonno e con nonna. Ma in piaghe tanto che hanno suonato da lunaro puro, sono nati nel 1947, quindi in piaghe si va da da Susaldo, non come te ho, si va da in carrera, in mezzo a sta gente, insomma, io con questa amica, minoretta come te mia, vai da in saldo, ma per me è una cosa naturale, quindi quando io poi sono tornata in città, poi devi andare in Nicola, tanto su fatto vedi che io italiano non dico va a vedere. Però babbo e mamma mi hanno sempre nato, questo me l'hanno nato e me lo daranno a ripetere, che uno va che fortuna la potente, proiette, e te è successo. Andando a scuola, praticamente Samaltra, figli di questa parte nostra, gai sinarada, gai naraiana, cioè figli insomma, io non dico che vi locutoresa, comunque figli uno va, fai da pensare da come a noi, e quindi issa, idendemi questa vicinetta minoretta, devo via con uno soppilo riccioso, mano a mano questa chiara di carnagione, ma con questo pilo riccioso, e poi vai dentro gai, essa si poneva da ridere, però non mi ha fatto male, non mi ha fatto nulla. Devo voi credere, in città si fa in italiano, Dio italiano, su saldo l'ha dimenticato. Su mazza fortuna che adesso in domo si è sempre dato saldo, sempre. Quindi tutto questo che passavano in domo, dai viaghe, sempre saldo intendia Dio. Però Dio non lo vai da io, e poi per me non mi narraiano nulla. Io pensai forse in italiano, non dico. A un certo punto però, crescendo, che è successo? Quando è che ho cominciato tornato a pensare a sta lingua? E via manna meda. E quando tornando lavorando in quarto e fino agli anni 90, a un certo punto è successo che si va incominciare a fare delle lingue in scuola. Io che comunque curiosa lo so sempre stata, ho pensato, così, ho nato, siccome ti paghiano incontros, per esempio non ha fatto in quarto, lo tenia da su professor Blasco Ferrer, che non fissaldo, però si è sempre interessato di lingua, ed io andai a per curiosità alla cultare. E mi viene da come non mi metto bene con mente, a un certo punto è successo un anno, su anni 90, io avevo una prima, e proprio come è andato come lunaro, brevemente ma lunaro. A un certo punto, quando uno piccino, so piccino di come non dico te vagane, in prima te vagane, questa poesia, si vagane questa poesia minoretta, sa rima, in non senso, ed io, vedendo questo libro bello, a un certo punto si va da io da questo canto, questo che noi narramo, questo canto del brazzolo, quindi canti dei bambini, delle ninna nanne, insomma, si fa da Iera della Toscana, della Sicilia, del Piemonte, sono stati non bividi. No, non si deve dare per nulla, e tanto di apponato su pizzino, però non facciamo qualche cosa, ma so pizzino sa cosa è piaghi da me, la prima volta che vai da Imi, se non va che di cose da domo, io so se ti hanno fatto, hanno chicato,
in famiglia e hanno appido un aggiuto umano da suo nonno, suo tio, suo babbo e sua mamma no, ma suo nonno e suo tio so meda. A Savina hanno fatto un libero, un libureddu, che libureddu, naravamo in Campitanesu, un libero con tutto il suo disegno, e abbiamo vinto un premio de Solaios, boh, insomma è una cosa proprio che noi piaghi da me. Ecco, da noi devo sono partita da questa esperienza. Piano piano ho cominciato a frequentare corsi pro conto mio di lingua e la cosa più curiosa è che Deo improvvisamente, magari non avevo mai pensato, facendo su corso, sa regola, si va da lingua, delle consonanti mudonzas. A un certo punto devo pensare, in capitanese e in locutore naraia, ma anche noi è così, naraia, sugane, subane, cioè fai da ia e quindi piano piano, come te che sono tornata, fai dende con babbo e con mamma. Devo andare a fare dato con isso, per la prima volta in vita mia, io sono mia baglia da ia e mi naraia, ma che è successo Valentina, però babbo vi contento mera, tanto che voi a un certo punto mi hanno come mi hanno iniziato a lamentare perché babbo non è più su, e mi naraia da... non te lo so dimenticato su Piaghesu, non mi naraia sull'autorismo, mi naraia su Piaghesu. In questo momento ho iniziato a lavorare meda, con il suo pizzino, e abbiamo fatto cose mannas in suo senso, che a papi una varia fortuna. A un certo punto della sua carriera abbiamo incontrato l'archivio, cioè un'esperienza che ha fatto Deo con un'altra collega, l'archivio comunale, che hanno aperto a scuola proprio tra il 92 e il 93. E questo documento, fini documento che fai da questa gente, questa malattia, da questo problema, e sono funzionario, sono dottoressa di archivio, non sono tutto non hanno nato. Però non facciamo un lavoro, il cliente, come una teatralizzazione, non una drammatizzazione. Noi l'abbiamo fatto con qualche cosa di saldo, l'abbiamo fatto e sul comune le piaghe d'umeda e lo hanno pubblicato. Insomma, questo lavoro sul comune, in biblioteca, dell'archivio e sulla biblioteca comunale. Quindi andando innanzi con Sosanno, sicuramente facciamo corsi ed è una fatto sia per conto mio e poi con la scuola, e con la legge 26. Quindi a Savine, sugli ultimi anni, sono resessi da fare una cosa che mai hai pensato, hai potuto pensare l'anno passato, a fare limba in Nicola, pago. Probabilmente non è questa possibilità, bisogno, non dico come, ma prima non vivi in meta, ecco. E poi Nicola, che fa questo usato? E vedo un vago gai, un vago strano, come che veste un fissato, e questo fa che sempre limba, come dire, non sa, insomma, questa gente, questa collega, non è che ti tenere meta, non è che questo può importare, però un vago ti blocca da pronare questa verità, però Deo ha lavorato nei suoi ultimi anni, facendo proprio a classi, come ti si può narrare, tra virgolette, carine, che mi seguivano, e devo che io di fare un vago, però sempre non dimenticando, cioè l'evoluzione di questa lingua, dall'italiano al sardo. Quindi come te nacchi da un po' cosa lingua italiana e poi tornai a un po' a sardo. So piccino mi hanno seguito, hanno so appunto, prende le aimi su appunto e fini bravo. Su fatto volte che poi questo lavoro però non dico devo poi su vine, cioè a Savine, l'hanno fatto crescere su piccino, te pensano, si aumentano di queste esperienze, però in questa vita corrente in quarto non è che le possibilità di venire su me, la paga, la gente fa da un pago di sardo che è pasticciato, no? Ma su Campitanesu. Quando io naro che su Campitanesu per esempio è bello come te sul Locudoresu, mi abbaidano, poi terminano, ma lei di dov'è? Ed io nero, del Locudoro, e mi il Locudorese è bello, ed io nero, ma su Campitanesu pure è bello. E tanto, per fare comprendere a questa gente che è bello, e dopo fatto con una collega mia, Amos, nei suoi ultimi anni, e poi che sono andati in pensione, mi sono volta a scrivere in Campitanesu pure. E abbiamo scritto cose che poi a questa gente sono piaghe da meda, che hanno fatto un monumento, e noi abbiamo fatto fare dare a questa gente di quarto con questo lavoro in Campitanesu.
Sono passato una persona che si chiama Deo Lunaro, perché mi ha aiutato me, Gianni Orru de Ciampitta, che si è conosciuto me in quarto, e se quando l'ha portato sul materiale di contento me, poi ti ha fatto un corso con me, però non hai da come tenere, si idea di fai dare un argomento trattando da inizio a fine, raccontando per esempio di Sagheia, di Santa Maria del Subonugamino, che di Sagheia io non so vagane, isso con sua famiglia sua vaghe di sa festa in onore di sa Madonna, poiché isso è una famiglia di Bottaio, su Bottaio fa una questa festa. Isso l'ha fatto in Cheia, è mandato, ma ha seguito tanta di questa gente il religioso silenzio, ma ha sempre, quando non avevamo un'altra volta, dammi su materiale per te a disponibilità tua. Ecco, questa per noi è una vittoria, non è una cosa manna, minoredda, però mezzo di niente, mezzo di nulla è. Domanda difficile, perché io provando su saldo non l'ho poi dato, non lo pensai io, però ripensando a tutto questo che è passato, questa vita mia, e pensando che Roberto è figlio mio, in effetti, quando fini minorenne, è successo un po' questo che è successo a me, io hanno passato vicini, insomma, questa età di minore, con su nonno e sa nonna, sempre un problema di domo, potete sempre gai, no? Però l'hanno passato bene con isso, e isso, babbo e mamma, continuano a fare sempre il saldo, ai suoi amici, suo tio, sempre il saldo. E a un certo punto, che è successo? Quando figlia mia, prima di si laureare, in letteratura non mente a mia, sicura, o ero sicura per questa difficoltà di lavorare, beh, comunque, a un certo punto Isa ha che dare l'esame di lingua sarda, però è più un esame di fonetica, cioè sa regola, sa gai, non pago a tratta, sa no, non pago. E tanto Isa ha fatto, mannato, mamma, insomma, chi le devia dare una mano? Nato, Isa, non dico così vedi, per curiosità, o poi te queria dire, questa differenza tra una veraula, un vaeddu, in locutoreso, anzi in campidanese o in locutoreso, fatto sta che mi lo naraiada, e questo come ti si narada, e quest'altro come ti si naraiada, cardo, guardo, tu caro tu, succuru, insomma, e a un certo punto mi l'hanno dato, forse mi l'hanno dato pure, perché Deo non gli ha mai dato, perché non mi pensa io. Però 2 o 3 anni fa è successa una cosa curiosa, figlia mia come lavora da fuori, in Toscana, a un certo punto mi manda un messaggino, un email, e mi narra, mamma, cosa vuol dire? Questo che mi narra io da nonno, quando te lo paghi, nonno, a proposito, nonno, perché noi narriamo un nonno. Io non dico, è un italianismo, però proprio molto dai vago, tenia da più di 90 anni, devo sempre il nonno a Pinteso. Forse è un italianismo che, boh, non dico, impera in piaghe. E si è mandato, e te queria andare, non era manco la pizzina, e queria andare, probabilmente io finiva attendo a mano, io sono andato, non dico che vidi una maledizione, però vidi un brasivo a Saona, e io me la dici tu, bagno a pizzinnoso, cioè fini passato annos e annos e io se lamenta io. Io boh, non dico che su che ho provato in questo momento, quindi forse di qualche cosa non sta parlando, merito del babbo e della mamma però, non merito mio. Io penso che su piccino devono conoscere Susanna, sa lingua di Brazzolo non eravamo noi, ma non è solo di Brazzolo, per sanare questa verità, sa lingua sarda, come tutto sa lingua, ad regola, come ogni, quindi regola, sa modo di narrare, chi gli dà questa dignità di essere lingua, se non, altrimenti lingua non può essere. Però sul fatto è questa organizzazione di scuola che non è andata, proite. Vabbè, non deve essere una cosa costrinta, perché o sono babbo e sa mamma, i pende devono mandare suo figlio a studiare inglese. Se di un linaro dipende da qualche cosa, per fare che l'invasarda non creo, no, anzi forse non nulla. Però se diamo questa possibilità a tanto giovani, che come sono facendo il corso all'università, ma che voi, lo sicili, te potete fare in scuola, non deve essere gente che li deve porre un ostacolo, cioè un impedimento in questo cammino difficile. Io hanno una laurea, hanno fatto un master,
sono sempre aggiornandosi di limba e poi sa viene come qual su viene di tutto questo dinari che si spendono e sull'università si vuole non ha questa possibilità di lavorare con suo goro perché denaro che la lingua sarda deve essere fatta con suo goro ma se non è come sul latino altrimenti torna da come sul latino una lingua che so piccino so giovane so narano che palle scusate ma è gai no cioè diventa da saliva del son molto invece deve essere saliva del so bioso siccome il so bioso va a una vaga su saldo quindi non si deve fare in Nicola con tutto questo giovane che io sono lavorando gli studenti sono universitari per me questo è il suo pensiero mio voi non dico si sbaglio. Ah, denaro molto, su saldo è un libro importante, tanto un denaro che deve essere, cioè quando tu vai come tenere una scelta, devi lavorare, magari hai fatto studios, e pro una diversità della vita, pro questa difficoltà, cioè magari su saldo non la sappi, non lo conosci, magari l'hai inteso ma non li bene, non li non deve essere una mannaia, deve essere una possibilità in più, che non sai che però è un culto di sapere mio, sa cambasa magari a chi ha fatto un altro percorso e che però sa difficoltà della sua vita magari non si è incontrato con Salimba. Cioè Salimba deve essere una ricchezza ma che non ti fatta da voi piangere, sai, siccome che ho questa difficoltà su meda prodotto per questa gente e noi pensiamo a cannonare che non querene questa gente che non sia da per esempio in suo paese di questa liga di Bossi o di Gusto di Ove. Ecco, questo non è giusto, però che si dia una possibilità di magari un punteggio, uno piccolo, insomma minorello, uno anche premio, però che l'ha fatto, questo sì, che non sia per una mannaia, ecco, uno sa troncare la gamba a questa gente, su pisello che ora deve avere tutta questa possibilità di lavorare.